Siamo in collegamento con l'onorevole Angela Colmellere, buongiorno, Buongiorno a tutti voi. con la quale parleremo delle criticità che hanno interessato in queste settimane tutto il mondo della scuola, in particolare con il riferimento alla didattica online. Ecco, quali sono le criticità principali che lei ha riscontrato? Allora, è sicuramente una situazione particolare, molto complessa e premetto con il dire che alle situazioni complesse non è facile dare delle risposte semplici. Detto questo, abbiamo avuto la possibilità di mettere a punto un sistema di didattica appunto a distanza per la prima volta nella storia. E come inizio è stato un inizio un po' improvvisato e è stato un inizio che non ha sempre dato la massima soddisfazione. E mi spiego meglio. Questa didattica a distanza ha sicuramente avuto degli esiti diversi, si è mossa a macchia di leopardo, quindi abbiamo situazioni molto molto buone, anzi ottime, dove gli insegnanti hanno dato il massimo di se stessi e della propria didattica, proprio per dare soddisfazione e soddisfare appunto i bisogni educativi dei ragazzi, facendo veramente delle cose oltre ogni aspettativa. E quindi li ringrazio perché la loro passione è passata, si è sentita ed è sicuramente arrivata anche ai ragazzi. Queste esperienze, che sono comunque molto ben presenti nel nord, diciamo che non in tutta Italia hanno avuto lo stesso risultato. Infatti abbiamo esperienze dove proprio l'educazione a distanza è mancata totalmente e i bambini sono in balia dei propri genitori e di se stessi, mi viene da dire. Quindi sicuramente è un percorso che è iniziato in emergenza, ma che merita di essere approfondito, sistemato, migliorato, proprio perché anche da questa situazione si possa trarre dei benefici per ripartire, per adoperare la didattica a distanza anche in un contesto di normalità. Ecco, questa è la mia riflessione. Io ho potuto vedere degli esempi bellissimi da parte degli insegnanti che hanno fatto veramente tante cose e quindi è giusto anche riconoscere da loro il risalto che meritano e far sì anche che queste belle esperienze, best practice, vengano poi rese note e diffuse anche come modello. Ecco, molti insegnanti invece hanno manifestato un'amarezza, una sofferenza proprio per alcuni commenti che sono arrivati nei loro confronti, rispetto ai quali si parlava di docenti che fossero in vacanza e anche di studenti che fossero in vacanza. Ecco, precisiamo che non si tratta di una vacanza e anche per l'esito finale del percorso scolastico di quest'anno inciderà anche proprio l'approccio dei ragazzi a questo nuovo strumento. Sì, ripeto, le esperienze sono state diverse e quindi a me piace parlare al positivo e vedere le cose che sono funzionate, che appunto possono diventare un modello per tutti gli altri. Sicuramente, come in tutte le cose, c'è un aspetto positivo e c'è un aspetto negativo. Mi dispiace per tutti quei bambini che non hanno potuto usufruire e utilizzare dei supporti, degli appoggi che sarebbero stati importanti. Ma detto questo, mi viene da sottolineare che adesso sta per arrivare appunto al Senato innanzitutto e poi alla Camera il decreto scuola che deve contenere delle misure proprio atte a far fronte a questa situazione di emergenza. Io da ex sindaco e da appunto, membro della commissione settima che tratta la cultura, l'istruzione e l'università, mi sento di ribadire questo, che noi in questo momento abbiamo bisogno di certezze e di chiarezza, perché con la chiarezza e con la certezza veramente le cose diventano molto più semplici, perché si rendono consapevoli le persone, le famiglie, gli studenti di quello che dovrà essere. E quella certezza è assolutamente necessaria in questo momento, in quanto mi rendo conto che c'è stata una pandemia importante, però è anche vero che stiamo andando verso una fine dell'anno, si pensa, però alla fine tutti la annunciano, ma nessuno ha il coraggio ancora di dire che la scuola è finita e secondo me, a me pare che la scuola sia finita, però che ci sia il coraggio di dire finiamo qui l'anno scolastico, non
chiediamo che ci siano altri rientri nel mese di maggio, perché è molto difficile anche dal punto amministrativo prevedere comunque la riapertura, ma soprattutto che ci vengano date anche delle certezze sulle modalità in cui verranno svolti gli esami di Stato, che sono sicuramente fonte di preoccupazione in questo momento per tantissimi studenti. Ad oggi non abbiamo avuto nemmeno un'ordinanza ministeriale che sappia indicarci criteri di come verrà svolto l'esame di Stato. Si parla di un colloquio per quanto riguarda le quinte superiori, però ancora non è stato messo nero su bianco in ordinanza nulla, e quindi noi chiediamo assolutamente al governo di impegnarsi in questo senso affinché gli studenti si sappiano organizzare, programmare in vista di quello che sarà. Ricordiamo che l'esame di Stato, la sua valutazione influisce anche nel percorso successivo formativo appunto di un alunno, quindi è assolutamente necessario intervenire in questo senso. Quindi chiarezza, certezza anche su quando saranno riaperte le scuole, su come verranno riaperte le scuole, secondo quali modalità. Ecco, un altro tema caldo per il futuro ritorno dei ragazzi nelle nostre scuole è quello del sovraffollamento nelle classi. Non saranno più pensabili delle classi, delle scuole con tantissimi studenti nella stessa stanza. Sì, grazie per questa domanda, perché è anche la mia preoccupazione. Abbiamo una popolazione scolastica che deve essere appunto sistemata all'interno di classi molto più ridimensionate, quindi ecco che si apre un problema riguardante gli spazi scolastici. Ci saranno delle scuole che probabilmente non li avranno, quindi il governo si dovrà interrogare su come fare per garantire a questi ragazzi il diritto allo studio.